Siete le Vignole, questo è Roberto Betta di Rio del Garda, nella officina rimessa su The North. Da quando, Roberto? Anzi, parliamo in dialetto è meglio. Appunto. Ho scominciato che le 6 mesi, 6-7 mesi. Dopo tanti anni che ero concessionario, ho fatto 5 anni sotto altre concessionarie e poi mi è tornata la mia vecchia passione quando ero boccia, che è il meccanico. Dal 74 ad oggi, per 40 anni giusti, mi sono mondo a fare il meccanico, mi piace fare il meccanico, sono tornato alla mia vecchia passione. L'azienda era del mio papà, che l'aveva cominciato quando sono nato io, aveva aperto l'officina allora e io ho continuato a questo lavoro qua. Se chi in Viale Roveredo... Viale Rovereto 13, arriva, dove è nata praticamente. Sì, sì, chiaro. È nata qua la sede. E ti fai anche robe storiche. Qualche amico per scherzo, sta lì per scherzo, ma avrei una vecchia moto, una vecchia macchina, ma mettete a posto. Certo, dai che proviamo. E lì ho cominciato un'altra volta, perché avevo smesso e mi ero dedicato completamente alla parte commerciale. Ho capito. E ho riscominciato e mi tornava, ho sentito che dentro batteva ancora la voglia di tirare bulloni. E lì allora ho cominciato un'altra volta a fare il mio vecchio mistero. La crisi? La crisi se la sente tanto. Cioè che tanta gente vecchia fa aggiustare le robe vecchie? O... Le macchine le molto più vecchie, lega molti più chilometri, ovviamente ora anche più tante rogne. Sì, è proprio quello il lavoro che adesso, penso parlando anche con i miei colleghi in giro, è che le macchine sono molto più vecchie di una volta e allora lega bisogno purtroppo per chi che la di tanta assistenza. Cioè ti fai di tutto praticamente? Non ho problemi, dal motore all'elettrico, ai freni, ai condizionatori, alle radio, ai climatizzatori, ripeto che le macchine vecchie che più tante rogne, la parte elettronica che adesso è quella che fa piangere i meccanici. Ma ti senti solo chi in officina? Sono solo. Come fai? Mi gestisco giusto i miei appuntamenti, sperando che non sia in contratempi, che quando che lavoro le ore diventa del 5 del 7 tocca rimandare altri misteri. Ma quando è, non so, da tirare su motori, robe... allora gomme boccia diciamo che studia, che guarda, visto dammi una mano un'oretta, va là. No, capito. Anzi, dicendo la verità mi piace che fesse il mio mistero, però vedremo, perché ai giovani bisogna sapere che fare quel che vuol far loro. Ho capito. Bocci invece che vuole diventare meccanici che nel giro? Nessuno, ma nessuno. Anzi, è veramente un grosso dispiacere perché anche un boccia che avesse passione di smontare il motorino non lo vedo più. Ma dai. Penso che forse restate nei paesotti di montagna dove ancora lì ha passione del motorino da fare motocross e di fare un po' di tutto, insomma, no? L'MPK perché è un gran bel lavoro che dà soddisfazione, anche se ancora il meccanico le più è un sostitutore dei pezzi che è un riparatore dei pezzi. Perché... Ascolta, che lei non ha ammonio, de acqua, non hai fornecioni dalle professionali? Io, forse che ho riaperto da poco, le è facile che non sappia che sono, perché mi piacerebbe insegnargli a qualche d'uni, perché l'esperienza dei 40 anni è qualcosa che conta secondo me, anche se ho ancora le robe le cambiate, che è tantissima elettronica sulle macchine e quella non è semplice da mettere le mani, però la meccanica, la base della meccanica è quella che era 100 anni fa, è quella anche di ancora, non è che cambia le robe, il cuscinetto è sempre un cuscinetto, il motore è sempre un motore, che sia 2 cilindri, 8 cilindri è sempre un motore, che sia benzina o sia diesel, le bombe a fare il meccanico li giusta tutti, non ha problemi insomma di mettere le mani. Roberto, tanti auguri. Grazie mille. E chiaramente fa pulito. Senz'altro, cercheremo di fare il meglio.